In quel periodo girava anche una versione remix di questa Western Girls che era veramente, veramente carina, dei Pet Shop Boys. Ho sempre un po' di difficoltà comunque quando devo suonare della musica del passato, ma anche attuale, devo dire, perché ogni volta devo analizzare se trattasi di vittime di grandinate o meno, perché altrimenti, insomma, come dicono in certi ambienti, Giuseppe mi sbenda. Ecco, abbiamo una telefonata in onda. Buongiorno, chi abbiamo? Buongiorno, capito? Buongiorno. Oh, signora, meno male che l'ho trovata, meno male che oggi ho travagliato magari, che è successo? Io sono preoccupatissima. Non mi dica. Quindi dopo che stanotte mi raccogli che nella parrocchia mi fecero fare la Befana, a me, chissà come mai. Che fortuna. La Befana, mi sono divertita, niente, mi raccogli a casa, trovai a Ignazio che è stato un dottovano, meschino, che stava malissimo, ci faceva male tutta la bocca, ci aveva tutta la bocca gonfia di inza, cose, l'ho portato in ospedale, no? Certo. Che non me lo portavo magari un anno, che lo stavo solo da notte a casa, che non c'è nessuno in questo periodo, sono tutti partiti per le vacanze, e allora siamo partiti e siamo stati a pronto soccorso. Sì. Ora ci dessi io due bestie di mio cugino Ignazio, esatto. Bestie che sì, scusa, anziché andare per i peri, che tu sai che fa, se ne va a rubare benzina delle macchine a pompa, no? Ma non lo dica, non va a rubare la benzina delle macchine a pompa e si inghibidore. Ora bestia che potrà trovare una macchina diesel, perché se trovare un'affetta a uca, capisci? È veramente un cretino, un'affetta nella bocca. È veramente un cretino. Ora niente, siamo tornati a casa, io stanca tutta la nottata per i peri e in questi posti che sono brutti, pronto soccorso. Effettivamente. Voglio fare un saluto a tutti quelli che sono negli ospedali, che ci ascoltano dall'ospedale. Brava signora Sono persone Nunzia, che non stanno bene, che hanno passato le feste infalati in ospedali, stanno in un funiletto, che sono quelle persone che sono più affezionate anche alla trasmissione. Anzi, grazie a questo voglio salutare un anno, mio nonno, sì. con Noasi, tu che vicino a mia, però è bello che si sente salutato nella radio, capisci? sì. E lui è uno degli ascoltatori più, diciamo, di quelli affezionati, è assiduo. L'anno sei assiduo? No, dici che sono Catania. Che c'entra? Vabbè signora, andiamo avanti. Comunque niente, oggi sono un poco stanco, che stanotte ho portato tanto carbone. Certo. Per caricare la lampada, che ero con la scopa. E come faceva? Deve essere veramente folcloristico vederla al volante della sua moto Ape, signora. Ma una cosa brutta che mi fece un po' dispiacere, che eravamo in Perrino, ci disse passiamo a Tarazzo, allora io devo fare la Befana. Sì. Che fa? Mi devo mettere la che un naso finto, certo. mi devo accompagnare un po' con chiolare, mi faccio un neo peloso, mi metto una banana andare a testa, un fazzoletto attaccato. E cosa le ha risposto? No, buona di questa maniera vai perfettamente. Guardi signora, io perché ormai la Befana non è più quella di una volta, no? Certo, ci mancherebbe, signora, anche lei insomma non è che stia messa benissimo comunque, se devo essere sincero. No, non sono insultante signora, mi fido del... Ma è lei? Camaro 4 dei Ramaggi, che lo carrovavo dopo. Non l'hanno voluto. No, non è chiesto. E lei era il quarto dei Ramaggi. Non mi ha voluto. Campare, Baldassare, Picchiore e Fabio, con tutti. È vero. E non mi hanno incluso nel presepe. Ma lei che cosa si è portato la Befana? Il carbone o ma s'annunga le dolcerie? Ma signora, ma che domanda? Naturalmente dolcerie con tutte le pasticcere dentro. Certo, siccome già basta, già la panza cagare. Ma come si permette, signora? Ma scusi, ma come si permette? Guardi che lei sta telefonando a casa mia e se permette insomma... Quasi. Ma faccio capire una cosa, lei per Capodanno sì. se l'è comprato l'intimo rosso, porta fortuna? No signora, io quest'anno... Ma questo incipetto, quindi... Ne avrei di bisogno effettivamente. C'è una seconda che io mi ricordo quando sono visto. Sì, è vero, ma è una seconda vera comunque. Non per però un anno disgraziato per lei, no? No, signora, guardi, mi ha detto. L'ha mangiata lei la lenticchia? Con le mano? A proposito, signora Nunzia, devo dirle che la notte di Capodanno a casa mia ho imposto questa regola della mangiata delle lenticchie con le mani. Sì. Non mi ha seguito nessuno, ho mangiato soltanto io e tra l'altro tutti in coro mi hanno detto ma che schifo, ma smettila. Io imperterrito, però pensando alla signora Nunzia ho mangiato la lenticchia con le mani. Ho fatto bene. Devi pensare che Ignazio si inghiò direttamente un schifo. Uno schifo di lenticchia e ci ha buttato direttamente alla testa di Isa. Che schifo! Ma con che mani posso toccare? Che testa! Quindi insomma l'aspetta un anno fortunato sicuramente. Speriamo. Al nostro Ignazio. Speriamo che porta sotto a casa, che picchia un anno secondo me andava a picca. È vero. Un anno, non l'ho fatto. Non la dica questa cosa.
muore un anno, non saccio come mi fanno, ma se restiamo senza pensione. Solo per questo è il io problema. penso che lo congeliamo, daremo un frigorifero un altri 15 anni, fino a quando non potevo pigliare la pensione. Ma la smetta! Vediamo che possiamo fare. La smetta di dire la saluto, ce la mette una canzone dedicata a me, per favore? Sì, come no, la metto soprattutto dedicata a Ignazio. È una canzone che ha partecipato a uno di questi famosi talent show dello scorso anno, degli Aran Quartet, si ricorda? Do Factor? Sì, una cosa del genere, non proprio Do Factor, ma una cosa del genere. E proprio la dedico a Ignazio perché si intitola Il pericolo e il mio mestiere, ma guarda, signora. io sto occupato, magari trovo. Anche nelle attività pericolose, va bene. Signora, la saluto, la ringrazio. Grazie, auguri, saluto a Pazzo Matarazzo anche. Buona giornata, signora Nunzia. Ci sono gli Aran Quartet, come dicevo, Il pericolo e il mio mestiere all'interno di Alla Catalla di oggi, giorno della Befana.